Un'ampia alleanza che oltre a Venezia vede in prima linea 19 comuni rodigini e veneziani, le associazioni delle categorie economiche capitanate da Confindustria e l'autorità portuale dell'Alto Adriatico, tutti uniti per chiedere il riconoscimento a zona economica speciale di un'area di 385 ettari a destinazione produttiva tra Venezia e Rovigo. Note anche con l'acronimo ZES, le zone economiche speciali godono di benefici fiscali e semplificazioni amministrative capaci, secondo Confindustria, di creare, nel caso specifico, 2,5 miliardi di euro di investimenti in nuove imprese e più di 26.000 posti di lavoro, considerando anche l'indotto. Significa credere nell'impresa, credere nelle proposte per lo sviluppo, credere che questa è un'occasione, un'opportunità. L'abbiamo visto anche per quello che sta succedendo oggi con la Cina e con gli accordi commerciali. Questa diventa un'infrastruttura tutta nostra e in cui si possono regolamentare anche le regole commerciali della via e della seta, considerando che noi abbiamo una posizione logistica fondamentale. Ci stiamo mettendo al passo con l'Europa, partendo dal territorio. In Polonia l'istituzione di 14 ZES ha portato ad un aumento del 27% del PIL in 7 anni. La lettera sottoscritta a Cafarsetti, anche dai prefetti di Venezia e Rovigo, sarà inviata al governo per richiedere l'avvio del procedimento. Quanto tempo poi ci vorrebbero per vedere i primi risultati? Ma i primi risultati si possono vedere in tempi relativamente rapidi, perché quando hai la possibilità di presentare ad investitori stranieri l'attu della ZES, quindi l'attu di avere condizioni agevolate sotto il profilo amministrativo piuttosto che sotto il profilo del fiscale o doganale, è chiaro che questo accende sicuramente qualche lampadina nella testa dell'investitore. Per l'economia di Venezia è un'opportunità per superare quella che è stata definita la monocultura turistica. Noi diciamo che si può rilanciare il lavoro. Poi se mi dice se questo governo, in questo caso sviluppo economico, che fanno le cose, dico fino adesso non mica tanto.